La seduta è aperta. Il Governo è presente, si passa al primo punto. Avverto che i processi verbali delle sedute numero 267 del 28 luglio 2026 e 268 del 29 luglio 2026 sono posti a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prenderne visione e sono considerati approvati in assenza di osservazione in contraria nella presente seduta. Comunico il congedo della seduta odierna dell'onorevole Venezia. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A del resoconto dell'odierna seduta. Comunico che con nota protocollata numero 1081 del 2026 e del 29 luglio, l'Ufficio di Segreteria della Prima Commissione Legislativa Permanente Affari Istituzionali ha comunicato che nella seduta numero 275 del 29 luglio 2026 si è svolta l'interrogazione numero 3507, chiarimenti circa i criteri di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di Audit e alla mancata copertura con personale all'interno di dipartimenti strategici. Primo firmatario l'onorevole Giambona, il quale si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta fornita dall'assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Comunicato nella seduta, 269 del 4 agosto c'è oggi, ok. No, va bene così. L'assessore è in aula. Andiamo subito allo svolgimento di interrogazioni e interpellanze della rubrica Territorio e Ambiente. Andiamo all'interrogazione numero 3615. Qual è la prima? Allora io ho aperto l'allegato sbagliato. Questa, giusto? Sì. Andiamo all'interrogazione numero 1406. Notizie urgenti in ordine alla realizzazione del depuratore consortile di... Su questo? Sull'ordine dei lavori? Ci siamo. Un attimino vediamo prima di chi è. È dell'onorevole Lavardera. Questa la dobbiamo trasformare in risposta scritta perché ha messo solo una firma. Non la può fare sua perché c'è solo una firma. C'è solo la firma del collega Lavardera. No. Possiamo fare la risposta scritta. Verrà pubblicata, la trasformiamo in scritta perché c'è la firma solamente del collega Lavardera, quindi dal regolamento la possiamo trasformare in scritta. Non ci sono altre firme di altri colleghi, quindi no. Sì, lo so, però siccome c'è solo una firma, onorevole Giristro, se ci fossero state altre firme allora l'onorevole Deo la poteva fare sua, ma c'è solo una firma, non essendoci il collega, la trasformiamo comunque in scritta, tanto comunque l'assessore è d'accordo, quindi trasformiamo in scritta. Andiamo all'interrogazione numero 1412, chiarimenti in merito alla vendita dell'isolotto di Capopassaro, a prima firma dell'onorevole Spada e altri, e anche questa la trasformiamo in scritta, grazie anche all'assessore. Andiamo all'interrogazione numero 1600, notizie in merito al contenimento della dilagante cementificazione del territorio siciliano, a prima firma dell'onorevole Burtone. Prego, Assessore. Grazie, Presidente. Con nota protocollare numero 12.152 del 23 aprile 2025, il Presidente della Regione ha delegato la scrivente a curare la trattazione dell'interrogazione avente per oggetto notizie in merito al contenimento della dilagante cementificazione del territorio siciliano.
In particolare l'onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti intendono porre in essere al fine di arginare la cementificazione del territorio siciliano ai fini della tutela paesaggistica e ambientale, soprattutto tenuto conto dei cambiamenti climatici in atto, ovvero per garantire la vivibilità dei luoghi e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Quali programmi e con quali tempistiche si intendono adottare per arrestare la perdita di ecosistemi verdi urbani e periurbani e favorire il rinverdimento urbano, nonché per raggiungere la naturalità del degrado del territorio e l'aumento zero del consumo di suolo, provvedendo al ripristino dei siti con suolo degradato e contaminato, in conformità alla Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030. In riferimento all'interrogazione in oggetto, si evidenzia che uno degli obiettivi che ci siamo posti fin dall'inizio della legislatura è stato restituire alla Sicilia una visione strategica e moderna del governo del territorio. Per questo abbiamo impresso una forte accelerazione al percorso di definizione del primo piano territoriale regionale, il PTR, uno strumento atteso e fondamentale per programmare in maniera organica lo sviluppo dell'isola. Pianificare significa scegliere oggi la Sicilia di domani. Il PTR consente infatti di mettere a sistema tutela del paesaggio, infrastrutture, mobilità, rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e sviluppo economico, superando una logica frammentata e restituendo una visione complessiva del territorio regionale. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo rafforzato il confronto con gli enti locali, i territori e i portatori di interesse per una pianificazione più efficace e più vicina alle esigenze reali delle comunità. Parallelamente abbiamo accompagnato i comuni nel passaggio dal vecchio piano regolatore generale, il PRG, al nuovo piano urbanistico regionale, PUG, previsto dalla legge regionale 19 del 2020, sostenendo anche il costo dei professionisti di cui si avvalgono, consapevoli delle criticità degli organici comunali. Una scelta che guarda al futuro e che punta a costruire città più sostenibili, più ordinate e più competitive. Meno consumo di suolo, più rigenerazione urbana e valorizzazione dell'esistente, attraverso attività di supporto tecnico-amministrativo, confronto istituzionale e strumenti di sostegno dedicati, abbiamo accompagnato gli enti locali in questa fase di cambiamento, ponendo le basi per una nuova stagione di pianificazione urbanistica in Sicilia. Con riferimento alla questione sollevata, per quanto riguarda la materia inerente all'urbanistica, si rammenta che la pianificazione territoriale è di esclusiva competenza comunale. Ogni comune esercita tale funzione attraverso i propri strumenti urbanistici e con i quali definisce le scelte pianificatorie sul proprio territorio. Come ribadito dalla consolidata giurisprudenza in materia, l'amministrazione regionale non ha facoltà di intervenire sulle scelte pianificatorie comunali, potendo limitarsi a un controllo di legittimità. Tale controllo consente esclusivamente di apportare modifiche ai piani comunali se necessarie per assicurare il rispetto delle normative statali e regionali, ma non consente interventi di merito sulle scelte discrezionali effettuate dai comuni. In merito alla tematica sollevata, si rappresenta che questo assessorato è intervenuto con una proposta normativa, successivamente approvata dall'Assemblea regionale siciliana, che ha portato all'emanazione della legge regionale 13 agosto numero 19 del 2020, recante norme per il governo del territorio. In particolare, l'articolo 1 della suddetta legge promuove la tutela del suolo e delle sue funzioni, con l'obiettivo di proteggere l'ambiente, il paesaggio e l'attività agricola, contrastando ogni ulteriore consumo di suolo. La stessa legge, all'articolo 33, intitolato Rigenerazione urbana e riqualificazione, introduce disposizioni mirate alla riqualificazione delle aree edificate e degradate, in un'ottica di consumo di suolo tendente a zero. I comuni, sulla base di tali norme, possono agire mediante i propri strumenti di pianificazione, privilegiando interventi di rigenerazione urbana su edifici e spazi pubblici o privati attraverso il loro riciclo, demolizione e ricostruzione, o, se necessario, nuove costruzioni che introducono però funzioni diversificate. Inoltre, con l'articolo 33 bis, sviluppo e rigenerazione del verde urbano, introdotto dall'articolo 8,2 della legge regionale numero 1 del 2025, è stata ulteriormente incentivata la rigenerazione di aree verdi urbane, parchi, orti e impianti di verde pensile. Tali interventi mirano ad aumentare i livelli di permeabilità del suolo. Tale strategia è stata attuata mediante il DDG numero 1838 del 4 dicembre 2025 e il DDG numero 397 del 27 febbraio 2026, con cui sono stati finanziati progetti di rigenerazione del verde urbano per un totale di 248 comuni. Si segnala infine che per promuovere la redazione dei nuovi piani urbanistici generali fondati sui principi enunciati nell'articolo 1 della legge regionale già citata,
il legislatore regionale ha previsto a partire dal 2021 e fino all'anno in corso specifici contributi finanziari ai favori dei comuni. L'assessorato del territorio e dell'ambiente, tramite il Dipartimento dell'Urbanistica, incaricato della gestione dei suddetti fondi, ha già provveduto negli anni precedenti alla concessione di tali contributi ai comuni richiedenti, previa formazione di apposita graduatoria. Con DDG numero 24 del 30 gennaio 2025 sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'anno 2025. Sono pervenute 36 istanze, di cui 31 ammissibili e 24 finanziate. Con DDG numero 46 del 16 marzo 2026 sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei contributi per l'anno 2026. Sono pervenute 101 istanze, di cui 88 ammissibili e 20 finanziabili. Infine, in attuazione del Fondo per il contrasto del consumo del suolo, istituito con l'articolo 1, comma 695 della legge 197 del 29 dicembre 2002, con DDG numero 1368 del 1 ottobre 2025 del Dipartimento Ambiente, si è proceduto con l'approvazione dell'avviso pubblico e relativi allegati per la selezione e la programmazione di progetti di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, con procedura di valutazione delle domande a graduatoria. Hanno aderito all'avviso pubblico 37 comuni siciliani, con la presentazione di 41 istanze di finanziamento dell'importo complessivo di 41.620.817,79, a fronte di una dotazione iniziale di 12.850.000 assegnata alla Regione Siciliana con il decreto ministeriale numero 2 del 2 gennaio 2025 del MASE. Sono in corso le attività istruttorie per la verifica di ricevibilità formale e di ammissibilità a valutazione delle istanze pervenute. Occorre precisare che l'iter procedurale pianificato dal MASE prevede che la valutazione delle istanze si articolerà in 3 step successivi. Il primo di competenza delle regioni, il secondo di competenza delle autorità di bacino e il terzo di competenza del MASE con il supporto di ISPRA, e dal MASE comporterà in ultimo la definizione delle graduatorie regionali in funzione della sommatoria dei punteggi assegnati nelle 3 fasi di valutazione. Si rappresenta infine che con la nota protocollo numero 17.851 del 28 gennaio 2026 il MASE ha comunicato che con la legge di bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 è intervenuta una riduzione di stanziamento nel capitolo riguardante proprio il fondo di contrasto al consumo del suolo, determinando di conseguenza una rimodulazione del 25% in diminuzione delle risorse economiche ripartite dalle regioni. La dotazione assegnata alla Regione Siciliana pertanto risulta adesso di 9.637.657,50. Grazie. Grazie Assessore, prego onorevole Burton. Presidente, io mi dichiaro insoddisfatto della risposta dell'assessore. Comprendo che qualche iniziativa si sia messa in campo relativa alla possibilità di sostenere degli interventi a livello comunale per riqualificare alcune aree che sono degradate. Però, Assessore, io seguo un po' le vicende che riguardano l'urbanistica delle nostre città. Lei sa che l'ISPRA ha indicato 3 province, quella di Catania, di Palermo e di Ragusa, come le province in cui c'è maggiore consumo di suolo. Ora, noi abbiamo il dovere di tenere presente questo dato. Abbiamo il dovere perché sappiamo che anche le mutazioni climatiche che abbiamo sono conseguenti al fatto che l'habitat non viene salvaguardato, che le piantumazioni che sono state promesse negli anni scorsi non sono state mantenute. Le porto però alcuni esempi concreti, anche perché non c'è da parte mia una posizione pregiudiziale, c'è la constatazione di quello che indicano le associazioni. Io conosco questo mondo dell'associazionismo ambientale fatto da persone che veramente amano la natura e più volte hanno scritto all'assessorato, per esempio da Catania, per segnalare una costruzione che si sta realizzando e che è stata bloccata dalla
magistratura all'altezza del Tondo Gioieni, in via Palazzotto. C'è una destinazione di un'area a fini di interventi sociali generali, servizi generali, e alla fine il Comune di Catania sta facendo costruire un supermercato, scrivendo che c'è una finalità sociale. Ora, con tutto rispetto delle attività produttive, non mi pare che si possa dare questo tipo di classificazione. Credo che in quel territorio avrebbero potuto costruire un asilo nido, tra l'altro è vicino a una scuola media, una scuola elementare, per dare un servizio alle famiglie, in modo specifico alle donne, alle mamme che spesso hanno problemi per conciliare i tempi di lavoro con i tempi della famiglia. Eppure è stata la magistratura bloccata. Allora noi pensiamo sì all'autonomia che ha un comune nel redigere il piano urbano, però c'è un elemento di controllo che bisogna mettere in campo. Io ho segnalato per esempio la vicenda degli orto di Susanna, all'altezza tra Viale Rapisarda e Cibali. È un'area importantissima, qualcuno voleva fare un centro direzionale, poi volevano intervenire i Caltagirone per fare attività edilizia, ora è libero. Ma perché la Regione non lo propone come acquisto al Comune dell'area metropolitana, alla città di Catania, per costruire il parco più significativo? Parliamo di 17 ettari di terreno, sarebbe il parco ancora più ampio del Parco Gioieni. Guardi, io ricordo quando nel 93 finanziammo con 4 miliardi di lire allora il Parco Gioieni, era un'opera incompiuta, realizzammo quest'opera insieme ad Enzo Bianco, fu il polmone che venne donato alla città. Perché non pensare a tutto ciò? Oggi è il 4 agosto. Il 4 agosto del 1993 è stato firmato il decreto per istituire il Parco dei Nebrodi, un parco di 80.000 ettari di terreno. Ora, io credo che questi esempi la Regione dovrebbe seguire, non adagiarsi e dire facciano i comuni. La Regione deve prevenire e soprattutto intervenire, evitare che a fare un'azione di sanatoria sia la magistratura, con tutto il rispetto della magistratura. È compito della politica prevenire e dare dei segnali importanti in questa fase, ripeto, Assessore, in cui abbiamo queste difficoltà climatiche che non derivano dal nulla, derivano dagli stravolgimenti habitat che spesso si realizzano nelle nostre città. Grazie. Onorevole Burtone, che si dichiara non soddisfatto. Andiamo all'interrogazione numero 1620, chiarimenti in merito agli interventi previsti dal piano regolatore portuale del Porto di Catania, con particolare riguardo alla scogliera dell'Armisi, a firma dell'onorevole Burtone e altri. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente. Volevo solo aggiungere che i parchi urbani, che è stata per la prima volta una misura che abbiamo voluto io, ma abbiamo voluto tutti in ARS, sono stati finanziati 248 per 12 milioni e mezzo. È stata la prima volta che si è fatta una misura di polmoni verdi nelle città, e volevo dire al collega e ai colleghi che ho chiesto in giunta che nelle prossime variazioni di bilancio possa essere riproposta una ricapitalizzazione di questo capitolo per rifare altri parchi urbani, magari anche più ampi. Vedremo se in quella sede anche il Comune di Catania aderirà con la proposta che arriva dall'onorevole Burtone. Allora, con l'interrogazione in argomento, diceva il Presidente, sono chiarimenti in merito agli interventi previsti al piano regolatore portuale del Porto di Catania, con particolare riguardo alla scogliera Armisi. Preliminarmente si rappresenta che i piani regolatori portuali sono sottoposti alle procedure di valutazione ambientale strategica, quindi VAS, ai sensi del decreto legislativo numero 152 del 2006, nell'ambito della quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica svolge il ruolo di autorità competente. Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 5 della legge numero 84 del 94, la pianificazione delle aree portuali e retroportuali è di competenza delle autorità di sistema portuale, cui
cui spettano l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione del piano regolatore portuale secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Nello specifico, questo assessorato è intervenuto nell'ambito della procedura ministeriale inerente al procedimento di valutazione ambientale strategica del piano regolatore portuale del Porto di Catania, di cui alla comunicazione MASE, registro ufficiale del 31 dicembre 2024, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che l'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale, Porto di Catania, in qualità di proponente, ha trasmesso la documentazione necessaria per l'avvio della fine di consultazione pubblica di valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo 152. Nello specifico, con nota protocollata DRA del numero 21.091 del 4 aprile 2025, questo assessorato, nell'ambito della consultazione pubblica del rapporto ambientale relativo al procedimento di VAS del piano regolatore portuale del Porto di Catania, ha trasmesso al MASE per gli aspetti ambientali il proprio parere regionale, di cui parere CTS numero 65 del 2025, reso dalla Commissione Tecnico Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale nella seduta del 21 marzo 2025, le cui osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione nazionale, di cui al parere numero 76 del 21 maggio 2025, ex articolo 15, sempre del decreto legislativo 152. Il MASE, acquisito il parere numero 76 della Commissione via VAS, con decreto ministeriale numero 284 del 9 ottobre 2025 di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'articolo 15 del 152, ha espresso parere motivato con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni al piano regolatore portuale del Porto di Catania. In ordine ai chiarimenti richiesti con l'interrogazione numero 1620, con particolare riguardo alla scogliera delle Armisi, si rinvia all'articolo 3 del sopracitato decreto ministeriale, che così dispone: il proponente, nella formulazione definitiva piano regolatore portuale del Porto di Catania, deve tenere conto delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni dell'assessorato dei beni culturali, Dipartimento dei Beni Culturali Sicilia, contenuti nel parere trasmesso con nota protocollo numero 31.630 del 5 settembre 2025, comprensivo della nota numero 3.314 del 21 marzo 2025 e della nota di integrazione numero 9.351 del 13 agosto 2025, che costituisce parte integrante del presente decreto, anche ai fini dei successivi adempimenti. Il detto quadro amministrativo appare però allo Stato essere stato ridefinito in parte dalla recentissima sentenza numero 2058 del 13 luglio 2026 del TAR sezione di Catania, in merito al ricorso numero 31 del 2026 proposto dal signor Pierpaolo Ismaele Rosario Bellia Pappalardo, con la quale ha dichiarato l'accertamento della nullità in parte qua per incompetenza assoluta della delibera del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale numero 8 del 29 ottobre 2025, rubricata approvazione del piano regolatore portuale del Porto di Catania ai sensi dell'articolo 5, comma 2 bis, lettera C, della legge 84/94 e successive modifiche e integrazioni. Grazie. Prego, onorevole Burtone. Presidente, noi del Partito Democratico abbiamo presentato diverse interpellanze e interrogazioni sulla materia. Ringrazio per aver portato questo atto ispettivo all'attenzione dell'Aula. La collega Savarino ha fatto anche lei un'interrogazione, ma c'è tutto il Partito Democratico impegnato su questo fronte. Che Assessore, quello che vuole fare l'autorità di sistema portuale è una cosa stravolgente, stravolgente. Parliamo di una delle aree più suggestive presenti nella città di Catania. È il luogo dove c'è un rapporto tra la città e il mare che qualcuno vorrebbe delimitare, vorrebbe limitare.
Si immagini che, secondo le ipotesi progettuali del commissario di questo sistema portuale, avrebbero voluto fare un molo di 700 metri e una colata di cemento di oltre 90.000 metri quadrati per fare banchine, perché si deve fare un porto turistico, si dice. Ora, sono andati avanti. L'assessorato aveva fatto una serie di assessorato ai beni culturali, aveva posto alcune questioni importanti e il progetto è stato bloccato ancora una volta dalla magistratura, dal TAR. Il TAR ha detto che il sistema portuale è entrato nel merito di aree che non afferiscono al porto, che sono retroportuali, sono le aree del Passiatore, sono le aree che ci sono dietro la stazione, aree anche di interesse culturale. Quindi, per non parlare della foce di Acquicella, anche quell'area toccata. Allora, Presidente, noi abbiamo posto con forza. Ora, noi chiediamo, ecco, siamo su questo punto, cioè non possiamo lasciare una sorta di autonomia gestionale da parte degli enti che sono nel territorio. L'assessorato deve operare con prevenzione, ma anche con la salvaguardia, con il controllo del territorio. Quello che vuole fare l'autorità portuale deve essere impedito, perché tra l'altro quella è un'area anche utilizzata dai disabili, perché non c'è bisogno di trasporto, è l'area nella città che è utilizzata da tante fasce sociali, di persone che vanno all'ora di pranzo a fare un bagno e poi tornano a lavorare. Quindi perché stravolgerlo? Ecco perché, Presidente, io dichiaro alla fine la mia posizione. Dico che per ora non sono soddisfatto, però lancio una proposta all'assessore. L'assessore sa che è stato bloccato dal TAR il tema che riguarda la salvaguardia delle foci di Acquicella. Ebbene, quell'area è un'area che aveva una salvaguardia 3, che è la più alta, e l'autorità portuale l'aveva abbassata a 1 come richiesta e aveva detto: avendo fatto la richiesta posso andare avanti tenendo conto della salvaguardia 1 e non a 3. Quindi, Assessore, la proposta che io le faccio: si impegni lei a ripristinare la salvaguardia 3 di un'area di una grande bellezza ambientale che è stata valorizzata dalla FAI, che l'assessorato ai beni culturali ha definito importante per l'identità siciliana. Noi non parliamo di un'area qualsiasi. Ecco, la Regione abbia a cuore le aree migliori e quindi noi, se questo dovesse essere fatto, riterremmo l'azione dell'assessorato giusta. La proposta quindi che facciamo è proprio questa: venga ripristinato quel dato, salvaguardia altissima, 3, rispetto a un'area che ha bellezze ambientali notevolissime. Ci sono rocce, Presidente, che si sono formate dalle calate laviche di millenni fa e in quelle rocce si sono formate caverne, c'è una flora ed una fauna interessantissima e non può essere distrutta. Non può essere distrutta da un commissario che viene da fuori e che non ha alcun legame con la Sicilia. E noi lo dobbiamo impedire. Grazie, onorevole Burtone, che si dichiara insoddisfatto. Nel frattempo, colleghi, comunico che l'onorevole Luigi Salvaggio non ha fatto pervenire dichiarazione alcuna circa la sua adesione a un gruppo parlamentare nel termine dei 5 giorni dell'insediamento, avvenuto nella seduta d'Aula numero 268 del 29 luglio 2026. Conseguentemente, da oggi il collega Salvaggio è iscritto di diritto al gruppo misto fino a sua eventuale nuova o diversa dichiarazione. Questo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23 del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana. Quindi, onorevole Salvaggio, è iscritto di diritto
al gruppo misto da oggi. L'Assemblea ne prende atto. Andiamo all'interrogazione numero 1623, notizie circa l'approvazione in variante del PRG del progetto di porto turistico di Catania, a firma dell'onorevole Saverino ed altri, che trasformiamo in scritta, grazie anche all'assessore. Andiamo all'interpellanza numero 265, intendimenti in merito allo stanziamento di ulteriori somme per lo scorrimento della graduatoria relativa alla concessione di contributi onerosi per la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano dei comuni siciliani. Questa è un'interpellanza a firma dell'onorevole Venezia e altri. Anche questa ovviamente in accordo con l'assessore, considerando che è un'interpellanza, la trasformiamo assessore iscritta anche questa interpellanza e la ringraziamo. Andiamo all'interpellanza numero 272, iniziative urgenti per la messa in sicurezza e la pulizia dei corsi d'acqua in Sicilia alla luce delle emergenze meteorologiche in corso. A firma, anche questa facciamo la stessa procedura, assessore, perché a firma dell'onorevole Venezia. Andiamo all'interpellanza numero 273, intenzioni in merito all'attuazione di un piano straordinario di forestazione urbana per il contrasto ai cambiamenti climatici e la salvaguardia del territorio siciliano, a firma Venezia. Anche questa la trasformiamo iscritta con la stessa procedura fatta per le precedenti. Colleghi, abbiamo completato la rubrica atti ispettivi sì. Adesso apriamo gli interventi come ex articolo 83. Si sono iscritti a parlare in ordine onorevole Marano, Giristro, Burtone e Giambona. Prego, onorevole Marano, a lei la parola. Grazie Presidente. Oggi il clima di quest'Aula è surreale, mi sento davvero nel deserto del Sahara, ma del resto non fa una piega, perché questo deserto che oggi viviamo in quest'Aula oggi è lo stesso deserto che ormai rappresenta la Sicilia, colpita da incendi e da siccità. La Sicilia è secca, è arida e svuotata, Presidente. La Sicilia e i siciliani ormai hanno svuotato le loro valigie piene di sogni, perché chiaramente mentre Schifani e questo governo vanta risultati ottimali raggiunti, la verità è che i problemi di 5 anni fa, di 10 anni fa, di 20 anni fa sono sempre gli stessi. Ma questo non lo devo dire io, perché è evidente, è sotto gli occhi di tutti. C'è una grave emergenza, oltre a tutte le altre emergenze che abbiamo, la sanità, gli incendi, il lavoro, la disoccupazione. C'è una grave emergenza sull'acqua in questo momento, ma del resto come ogni anno, Presidente. E proprio ieri a Catania si è rotta la condotta Ciapparrazzo, precisamente allo scarico numero 35, con una perdita stimata di 30 litri al secondo, ovvero 1800 litri al minuto, ovvero 108.000 litri all'ora, Presidente. E questo non è un disastro che era inaspettato, perché come ben sappiamo le condotte, è noto a tutti, si rompono durante l'anno e bisogna sempre intervenire per non far perdere milioni di metri cubi di acqua, ma che ovviamente perdiamo ogni anno ripetutamente. Perché lo sappiamo, la manutenzione non si fa, si perdono i fondi del PNRR e nessuno mette mano a queste condotte colabrodo, Presidente. E l'evento di Catania di ieri è l'evento che si ripete in tutta la Sicilia. Non è una tragica fatalità o non sono cose imprevedibili, ma sono
questioni che dovrebbero essere affrontate in maniera strutturale, perché chiaramente non soltanto si perdono i soldi dal PNRR, ma l'annunciata riforma dei consorzi di bonifica, che con spavalderia questo governo aveva detto che avrebbe portato a termine, non si è portata. Io la scorsa legislatura, Presidente, ero in Commissione Attività Produttive, abbiamo impiegato tutta la legislatura a lavorare sulla riforma dei consorzi di bonifica, non è mai stata approvata. Quest'anno di nuovo lavori in commissione, sedute di commissioni, lavoriamo sui consorzi di bonifica, e anche questa legislatura la riforma dei consorzi di bonifica è andata a farsi benedire. Ma del resto, Presidente, come questo governo poteva ottenere risultati importanti se chiaramente avete sostituito assessori ogni tot mesi, avete purtroppo chiaramente deputati travolti da inchieste non poco delicate, la maggioranza è quella che è, cioè quella che non è chiaro che questo governo è in condizioni di non poter approvare nessuna riforma. Ma nel frattempo chiaramente i siciliani sono lì ad aspettare che succeda qualcosa, ma è evidente che con questo governo non può succedere niente, è tutto rimandato a settembre, con le variazioni di bilancio che non sono fatte, perché poi a settembre se ne parla, tutti sono già in vacanza e noi siamo qui a portare le istanze dei cittadini, ma a parte l'assessore Saverino ovviamente nessuno ci ascolta. Grazie. Grazie onorevole Marano. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giristro. Prego onorevole. Grazie Presidente, grazie assessori, grazie onorevoli colleghi. Allora, Presidente, nelle ultime settimane ho ricevuto una grandissima quantità di segnalazioni, messaggi, telefonate, richieste di aiuto da ogni parte della Sicilia, da parte di cittadini che sono veramente preoccupati sempre di più per questa problematica che sta attanagliando ancora oggi, dopo centinaia di milioni spesi, decine di milioni spesi, di liste d'attesa. Mi chiamano perché ancora dopo un anno non hanno ricevuto una visita, non hanno ricevuto una benedetta diagnosi, non hanno ricevuto una benedetta TAC, una benedetta coloscopia, una benedetta indagine diagnostica a cui dovrebbero accedere nell'arco, non dico di mesi, ma di poche settimane. E questa è la sanità. E io, Presidente, non capisco com'è possibile che dalla relazione del Presidente, del Governo, si siano applauditi. Cioè loro in questo momento non fanno altro che farsi gli applausi, ma se solo volessimo contabilizzare tutte le segnalazioni che arrivano dai territori di tutta la Sicilia, non basterebbe questo Parlamento per raccoglierle. Presidente, siamo in una situazione veramente imbarazzante, con rubinetti dove non esce acqua da settimane, con bambini che non riescono a lavare, ci sono genitori che lavano i loro bambini con l'acqua minerale. Cioè comprano l'acqua minerale perché hanno paura dell'acqua che utilizzano per lavare i loro bambini. E questa è una Sicilia in cui dobbiamo farci gli applausi. Ospedale di Siracusa, pochi giorni fa, in pronto soccorso mancava la climatizzazione, l'aria condizionata in un pronto soccorso con 40 gradi. Le strade sono dei colabrodi in tutta la Sicilia, colabrodi. Nessuno controlla e le nostre macchine, i nostri cittadini comprano le auto per rovinarle in un manto autostradale che è veramente qualcosa di mai visto fino ad oggi. Rifiuti urbani dappertutto, ovunque, nelle strade comunali, nelle strade provinciali, e noi ci facciamo gli applausi. Le scuole
le scuole, i professori, i ragazzi, in inverno con 8 gradi, 7 gradi nelle aule, ora con 40 gradi, con quale rendimento? Ma come possiamo accettare? Come possono i cittadini accettare questo? E noi cosa facciamo? Ci facciamo gli applausi. E chiudo dicendo, Presidente, una cosa straordinariamente grave. Parla il Codacons, non è Controcorrente che sta parlando, non è Carlo Gilistro che sta parlando il Codacons, che è una cosa veramente importante, e anche la Corte dei Conti. Cioè, per quello che riguarda questa grande opportunità, questa grande occasione che abbiamo avuto di 12 miliardi da parte del PNRR europeo, non siamo riusciti a spenderne neanche un quarto di questi soldi. E la cosa imbarazzante, Assessore, Presidente, la cosa imbarazzante è che tante di queste opere iniziate resteranno incompiute. Quante di queste opere resteranno incompiute? Noi abbiamo avuto una grande opportunità e ancora saranno lì degli scheletri o delle opere che non rivedranno mai la fine. Questa è la cosa grave. Io vorrei impegnare, perché in questo caso dobbiamo impegnare il Governo, colleghi, dobbiamo impegnare il Governo che utilizzi fondi nazionali, fondi regionali, almeno affinché, per completare queste opere, affinché queste opere non rimangano delle incompiute. Sulle incompiute io sono sicuro che noi batteremo i record nazionali, come già stanno dicendo tutti, Corte dei Conti e Codacons. Quindi chiedo a questo Governo un'attenzione particolare. Non è che il PNRR si chiuderà fra un anno, si chiude a fine agosto e poi ci sarà una proroga di qualche mese e in questo momento abbiamo raggiunto neanche un quarto delle opere compiute. Questa è la cosa di cui ci dobbiamo vergognare e spero che il Governo possa mandare, perché chi ha sbagliato in questo PNRR, Presidente, deve pagare. Deve pagare, non basta ottenere finanziamenti per poi non esercitare quello che serve ai cittadini. Dove sono finiti questi soldi? Ritorneranno indietro e quei soldi che erano importanti a cosa sono serviti? A nulla se queste opere rimarranno incompiute. Grazie. Grazie onorevole Gilistro. Chiesto di intervenire l'onorevole Burtone. Presidente, da mesi si è ripreso un ragionamento per un impegno a portare avanti politiche a favore delle aree interne con l'obiettivo della restanza, si dice, di far rimanere i nostri giovani che purtroppo molto spesso, in numero notevole, decidono di andare fuori a lavorare, prima a studiare, a lavorare in altri territori della nostra comunità nazionale. Io ho tra l'altro apprezzato che le associazioni che operano nel mondo giovanile e che pongono queste proposte sono venuti anche in assemblea, hanno lasciato un disegno di legge che io spero alla ripresa venga discusso. Conosco personalmente tanti di questi giovani, in particolare i ragazzi, le ragazze e i ragazzi della Cives di Caltagirone che quotidianamente battano su alcune proposte, iniziative da elaborare, da mettere in campo seriamente. Devo dire però che la restanza non deve riguardare soltanto i giovani, le donne, chi è nato e vuole tentare di vivere nella nostra comunità regionale. La restanza riguarda anche i servizi. Noi da tempo difendiamo i servizi nelle aree interne, in particolare quelle che hanno come obiettivo la salvaguardia dell'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute, l'articolo 34, il diritto allo studio. E proprio sul diritto alla salute, Presidente, so che lei sta seguendo particolarmente questo tema, la vicenda di Gela. Gli amministratori
hanno dovuto raccogliere le tante proteste che vengono dai cittadini, che chiedono servizi più efficienti. La sanità, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, non si può fare soltanto nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia. Qualcuno dice, ma volete l'ospedale sotto casa? No, cerchiamo di essere seri, Dobbiamo mantenere la presenza di quei presidi che sono ancora vivi nelle nostre comunità, che hanno pronto soccorso, reparti di medicina, di chirurgia, ambulatori, rianimazione. E noi su questo ci siamo battuti. L'augurio che noi facciamo è che venga fuori subito, alla ripresa, l'approvazione da parte del Ministero della rete ospedaliera, perché per esempio Gela, e lei lo ripeto è tra quelli più vicini a sostegno del sindaco, dell'amministrazione comunale, della città, quello di Gela chiedono personale, lo chiedono poi anche gli altri ospedali che sono nei territori, a partire da Bronte, Militello ed altre realtà, perché c'è bisogno di avere una presenza qualificata in modo che i nostri ospedali possano poi fare rete con gli altri, certamente, ma dare risposte nei territori. Ecco perché io ho voluto indicare questo problema. A Gela c'è bisogno di fare subito i concorsi, c'è una realtà che ha pagato prezzi altissimi sul piano della qualità della vita, della prevenzione, della tutela della salute. Quindi, Presidente, noi su questo puntiamo, così come io ho letto, e vado alla conclusione, Presidente, ho letto in un sito sindacale che le poste vogliono riorganizzare i servizi nei comuni. Sono rimasto, devo dire, particolarmente colpito, perché io ho seguito la vicenda delle poste anche negli ultimi periodi, il lancio della polis, l'attenzione che si vuole avere verso i comuni, soprattutto delle aree interne. Invece poi leggo che forse c'è in mente da parte di qualcuno il tentativo di una ristrutturazione. Stiano attenti. Ecco perché invito il governo a fare subito un'attività di chiedere se c'è questa intenzione da parte delle poste di rimodulare servizi che nei nostri comuni sono fondamentali, perché la posta non è soltanto il luogo in cui spedire un pacco o una lettera, è un luogo anche in cui si deve discutere il risparmio, e nelle nostre zone tradizionalmente ha avuto un riferimento quasi più importante, è stato un riferimento quasi più importante delle banche. Quindi, Presidente, io sollecito la Presidenza, sollecito il Governo, c'è l'assessore, affinché possano interloquire col Governo nazionale. Ogni tanto al Governo nazionale chiederemmo un po' di attenzione. Non l'abbiamo avuto per la scuola, speriamo di averla per la sanità. Per le poste si chiede di mantenere i servizi, perché sono essenziali nei nostri comuni. Grazie onorevole Burtone, ovviamente io condivido il suo intervento, tra l'altro è inconcepibile che ci possano essere strutture di pronto soccorso con 40.000 accessi l'anno, con soli 4 medici in pianta organica. Questo veramente è un qualcosa di non concepibile nel 2026. Faccio una comunicazione riguardo l'onorevole Salvaggio, che l'adesione al gruppo misto, visto che c'è una nota protocollata il 3 agosto del 2026, quindi l'iscrizione al gruppo misto è dal 3 agosto 2026. Aveva chiesto di intervenire l'onorevole Giambona. Prego, onorevole. Poi c'è l'onorevole De Leo e l'onorevole Schillaci. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e Governo. Io approfitto della presenza dell'assessora al territorio e all'ambiente, poiché oggi abbiamo discusso di questa rubrica, per rappresentare un paio di tematiche che stanno a cuore ai siciliani e quindi naturalmente anche noi parlamentari che li rappresentiamo. Perché le segnalazioni che diventano poi interrogazioni parlamentari sono molto spesso, nella quasi totalità dei casi, aspetti rilevanti della vita dei cittadini, ma quando si tratta di tematiche che hanno a che fare con l'ambiente, con la salvaguardia del nostro ambiente, lo sono ancora di più. In alcuni casi affrontare tematiche di questo tipo in ritardo può anche determinare
scempi di natura ambientale e danneggiare in maniera irreversibile il nostro ecosistema, perché in taluni casi parliamo di problemi nella depurazione che poi determinano aspetti drammatici dal punto di vista dell'inquinamento, inquinamento dell'aria, erosione costiera, quella che è la crisi climatica. Oggi abbiamo visto alcune interrogazioni, Assessora, ma tante altre, io devo dire, anche a mia prima firma e dei colleghi del Partito Democratico, ancora ad oggi, a distanza di tanti mesi, non vengono affrontate e riguardano aspetti assolutamente rilevanti nella tutela del nostro ecosistema e delle coste siciliane, per esempio. Noi abbiamo delle interrogazioni che riguardano la messa in sicurezza dell'area occidentale della provincia palermitana e mi riferisco ai rischi legati al collettamento unico fognario dell'area che va da Isola delle Femmine a Cinisi e a Terrasini, e di questa noi aspettiamo prontamente una risposta, come attendiamo una risposta rispetto a quello che è il progetto scellerato di determinare un collettamento fognario nella area nord di Palermo, nella zona di Sferracavallo, Punta Matese, che è area marina protetta, e dentro l'area marina protetta qualcuno penserebbe di creare uno sversamento di liquami. Attendiamo risposte rispetto a quelli che sono i problemi nello sversamento di liquami, perché non funzionano i sistemi di depurazione, per esempio a Casteldaccia, per esempio ad Altavilla Minicia, per esempio sulla zona di Terrasini, dove mi arrivano notizie che vi siano dei sversamenti a cielo aperto proprio in prossimità delle spiagge, e sono delle comunità che attendono delle risposte, perché noi sappiamo di essere in sanzione proprio perché non rispettiamo quelli che sono i parametri della depurazione, e in tal senso vorremmo avere delle risposte. Quindi chiedo all'assessore che in tempi rapidi su questi argomenti che sono dirimenti sulla tematica della tutela del nostro ambiente, della nostra aria e del nostro ecosistema vi siano delle risposte. E proprio in tal senso, proprio sul tema della tutela ambientale, non posso che fare un veloce cenno rispetto a quello che è stato uno scempio che purtroppo abbiamo subito nelle ultime settimane. Si tratta di oltre 30.000 ettari di boschi di macchia mediterranea che sono andati letteralmente in fumo, e l'equivalente di circa 40.000 campi da calcio. Io non so se riusciamo a mettere assieme quanto siano in termini di spazio ben 40.000 campi da calcio che sono andati a fuoco nelle ultime settimane. Questo è l'evidente risultato di una politica che in termini di prevenzione, ce lo possiamo dire, non è riuscita a fare un granché, soprattutto tenuto conto di un'emergenza che è quella climatica che ha determinato tutto questo. Anche il sistema di urgenza non ha definitivamente collassato, Assessore, solamente perché c'è stata la grande forza di volontà dei nostri amministratori, dei volontari, di coloro che hanno difeso a denti stretti le proprie proprietà, le proprie case, le proprie aziende. E allora, di fronte a tutto questo, noi dobbiamo fare i conti con i risultati purtroppo inadeguati di una risposta a questo danno ambientale, ma dobbiamo intervenire. Quello che è successo nelle ultime settimane è anche il frutto di una mancanza di bonifica, Assessore, in tanti boschi nei quali sono andati a fuoco gli alberi che sono caduti negli ultimi incendi, nei quali non si è fatta alcuna attività di prevenzione e per l'appunto di intervento di bonifica, sui quali dobbiamo intervenire, e dobbiamo anche intervenire sull'azione di rimboschimento. Alle nostre spalle a Monreale è andato tutto a fuoco, è andato tutto a fuoco in provincia di Trapani, nella zona di Carini, sul Monte Iato. Abbiamo decine e decine di luoghi di grande interesse naturalistico, penso anche ad Altofonte, che aspettano una risposta sull'azione di rimboschimento, e io mi aspetto da parte di questo Governo, da parte di lei, Assessore, che ci sia una risposta concreta. Non possiamo continuare a rinviare azioni che da questo punto di vista sono fondamentali per salvaguardare quello che è il nostro ecosistema. Grazie. Grazie onorevole Giambona. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Leo. Poi abbiamo l'ultimo intervento dell'onorevole Schillaci. Prego, onorevole De Leo. No, De Leo, sì. Grazie Presidente. Io intendo intervenire per portare all'attenzione dell'Aula una vicenda che si è sviluppata
in Commissione Attività Produttive la settimana scorsa. In Commissione Attività Produttive, dopo 10 ore, perché abbiamo avuto anche le interruzioni dovute all'Aula, si è svolta l'audizione per quanto riguarda la questione Duferco di Giammoro, dei lavoratori della Duferco. Questo è stato un tema che ci portiamo all'interno della Commissione parlamentare dal 2023, in cui questa società, questa azienda, ha più volte portato i suoi piani industriali dichiarando che la riconversione del sito garantiva l'occupazione a tutti i lavoratori attraverso questa riconversione e pertanto garantiva il futuro degli stessi. La settimana scorsa la Duferco ha pensato bene, quindi di non presentarsi in commissione, di preferire i tavoli romani. Devo dire che con forza bisogna denunciare che non era presente neanche l'assessore in quella seduta della Commissione, perché questo è un grave sgarbo istituzionale nei confronti di un governo, nei confronti di chi rappresenta le istituzioni, ma per il semplice fatto che dal 2023 alla settimana scorsa si sono sempre presentati, perché evidentemente c'erano delle risorse che la Regione ha messo a disposizione e che ha erogato a questa azienda e che pertanto fin quando c'era l'interesse di ricevere queste risorse l'azienda si è presentata, dall'indomani l'azienda non si è più presentata in commissione e ha dichiarato di preferire altri tavoli rispetto a quelli regionali. Io ci tengo a dirlo perché la riconversione non può diventare un paravento per il licenziamento dei lavoratori. Inoltre, colgo l'occasione perché c'è l'assessore, in quanto questa società ha avuto anche una concessione per 25 anni di un pontile, quello di Giammoro, e su questo c'è la necessità di fare chiarezza, perché quando vengono date delle concessioni si chiedono anche delle garanzie. In questo caso le garanzie erano quelle dei lavoratori, di garantire l'occupazione. Pertanto, a seguito di quanto avvenuto, voglio annunciare che inizieremo come Movimento di Controcorrente a fare una serie di atti. Il primo sarà immediatamente intanto un accesso, appunto un'interrogazione con un accesso agli atti per capire quali sono tutte le risorse che sono state destinate a questa società da parte della Regione e successivamente permetteremo all'Aula di pronunciarsi attraverso una mozione che presenteremo affinché si prenda la posizione e si blocchi qualsiasi erogazione fin quando l'azienda non garantirà l'occupazione dei lavoratori, ma anche siamo pronti a depositare un esposto alla Corte dei Conti sulla concessione del pontile per capire se c'è danno erariale. Questo lo dico perché, caro Assessore, sostengo che i beni della Sicilia non si regalano, ma soprattutto che la Commissione, le istituzioni non si snobbano, ma che la dignità dei lavoratori si difende sempre. Grazie. Grazie onorevole De Leo. L'ultimo intervento è l'onorevole Schillaci. Grazie Presidente, prendo la parola per esprimere il disappunto da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti di questo governo regionale per come tratta i chilometri e chilometri di autostrade della nostra Sicilia, soprattutto in un momento critico come questo, da bollino rosso, dove il governo regionale condanna residenti e soprattutto i turisti a chilometri di monocorsia in cui versa la Palermo-Catania, in cui versa la Palermo-Mazzara del Vallo. Addirittura, Presidente, io sono entrata qui 8 anni fa, 8 anni che facciamo commissioni, in 4ª commissione appunto quella sulle infrastrutture, con la galleria Segesta chiusa da 8 anni. Non si capisce cosa succede, ma soprattutto
la programmazione, la risposta di questo governo regionale nei confronti dei nostri collegamenti autostradali, collegamenti da terzo mondo. Ecco, mi dispiace che non è presente il nostro assessore alle infrastrutture, che per la verità è sempre presente, per cui avrei voluto interloquire con lui, ma non va meglio per i collegamenti marittimi. Vede, Presidente, pochi mesi fa è stata addirittura inaugurata la nuova nave Costanza I in pompa magna, un'inaugurazione. Ebbene, non si capisce cosa è successo a questa nave verso Porto Empedocle, che per alcune tratte va a 10 nodi, per altre tratte va a 15 nodi, non si capisce se è un test, se hanno dei problemi. Addirittura non è neanche partita a fine luglio con un'avaria ai motori. Stiamo parlando di una nave da appena inaugurata. Ecco, vede, Presidente, i collegamenti marittimi, autostradali sono la prova di una crisi di governance di questo governo regionale. I cittadini siciliani non meritano tutto questo, ma soprattutto facciamo grandi figuracce nei confronti di coloro che vengono in Sicilia per godere del nostro patrimonio artistico-culturale e delle nostre coste. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. L'assessore ha comunicato che voleva intervenire a fine aula. Prego, Assessore. Grazie Presidente, solo per alcune precisazioni. Da ultimo alla collega, ho sentito proprio stamattina l'assessora Ricò, che come giustamente diceva lei è sempre presente, ma oggi c'era solo la mia rubrica, quindi non aveva motivo di essere in aula. E sì, quello che lei ha visto sono i test per la nuova nave, tra l'altro la prima nave green interamente finanziata e costruita da mani siciliane, quindi per noi anche un motivo di grande orgoglio. È la prima tratta ufficiale, quindi avendo fatto tutti i test che in questi giorni sono stati fatti, sarà per il prossimo giovedì da Porto Empedocle a Lampedusa. Quindi glielo dico in anteprima perché l'abbiamo appena saputo. No, quello che lei aveva visto in questi giorni sono proprio dei test che vengono fatti per sforzare i motori e per evitare che poi abbia problemi. E invece volevo rispondere alle sollecitazioni del collega Giammone che erano sulla mia rubrica. È chiaro che io rispondo non solo per i miei 3 dipartimenti, ma rispondo anche delegata dal Presidente alle interrogazioni presentate per l'autorità di bacino, la protezione civile, il dissesto idrogeologico e in alcuni casi anche per quello che compete la depurazione. Per cui se ci sono dei ritardi è perché noi attendiamo gli atti da chi di competenza. Io sono delegata a rispondere, ma solleciterò gli uffici perché si possa avere una risposta immediata per quello che lei giustamente ha segnalato di urgente. Su quello che invece è successo negli scorsi giorni è innegabile che il bollino rosso avuto per una settimana intera e i costanti gradi da 40 a 46 hanno posto non solo la Sicilia, ma anche la Sardegna, la Calabria, la Puglia, la Spagna, la Grecia, la Francia, quindi regioni che hanno lo stesso clima nostro, in una situazione di grande difficoltà rispetto al rischio incendi. Non voglio ricordare, perché siamo addolorati noi più di loro, quante vittime ci siano state proprio in Spagna, in Francia, quanti sfollati, si parla di 300.000 sfollati, quindi una situazione che è sfuggita di mano anche a chi avrebbe dovuto gestirla. Io invece mi permetto di fare i miei ringraziamenti pubblici anche da quest'Aula al Corpo Forestale, ai Vigili del Fuoco, ai volontari della Protezione Civile, a tutti i volontari anche delle varie comunità, ai sindaci che in quei giorni sono stati impegnati sul fronte del fuoco, perché invece il nostro sistema di antincendio ha funzionato, e ha funzionato nonostante siamo in una fase di transizione in cui ci stiamo rinnovando nel personale. Voi sapete, perché è stata autorizzata da questa Assemblea un rimpinguamento dei fondi che ci ha permesso di scorrere la graduatoria per assumere fino a oltre 450 ragazzi sotto i 30 anni nel Corpo Forestale. I primi 46 sono già in servizio, i 94 completeranno ora a settembre il corso e già sono stati selezionati gli ulteriori 94, ma arriveremo, dicevo, quasi a 450 ragazzi che sono giovani forze di un corpo in divisa che è formato con un corso concorso, quindi di altissimo livello. Ma non basta, abbiamo anche comprato i mezzi, sono già arrivati
84 fuoristrada che abbiamo potuto comprare direttamente su Consip, quindi con una procedura più semplice. Sono già dati in dotazione a tutti i DOS, cioè i comandanti dei vari distaccamenti dell'antincendio, mentre abbiamo già firmato i contratti e sono quindi in consegna sia 90 autocarri antincendio che 210 pick-up che hanno invece i piccoli serbatoi dietro per arrivare nelle aree più impervie. Sono state attivate e rinnovate 165 torrette di avvistamento, 151 postazioni di pronto intervento e 101 postazioni di autobotti. Grazie proprio a un intervento dell'Assemblea abbiamo aumentato le giornate degli operai stagionali, con ulteriori 23 giornate del costo di 45 circa milioni di euro in più, che servono sia al collega San Martino, che attraverso lo sviluppo rurale fa la prevenzione nelle aree di demanio forestale, sia a noi, perché sono in capo al Corpo Forestale circa 4.600 operai stagionali che servono invece ad accompagnare e sono essenziali, e li ringrazio, proprio l'antincendio. E di ieri una direttiva, perché dovete sapere una cosa, la prevenzione è la cosa più importante e ha ragione il collega a porne l'attenzione. La prevenzione va fatta su tutti i livelli, quindi su alcuni livelli di competenza sono per esempio sulle strade i liberi consorzi, le province, le aree metropolitane e l'ANAS sulle strade statali, e quindi lì la prevenzione va fatta da questi soggetti. Sulle aree comunali va fatta dai comuni, sul demanio forestale va fatto dallo sviluppo rurale o dall'ESA, quando in alcuni casi contribuisce sia coi comuni che con le convenzioni che ha l'ESA. Ma l'80% degli incendi, dai nostri studi, parte dai terreni abbandonati dei privati. I terreni abbandonati dei privati sono proprio il focolaio da dove partono gran parte degli inneschi, l'80% degli inneschi che poi creano danni. In quei casi i sindaci regolarmente, anche su nostra sollecitazione, fanno le ordinanze e impongono ai privati di fare i viali tagliafuoco, altrimenti vengono sanzionati. Potrebbero i comuni sostituirsi in questa inerzia di molti di questi proprietari di terreni che sono, appunto, dicevo, abbandonati, ma molti comuni, sappiamo bene, non hanno i fondi a disposizione per anticipare questi lavori. Vi ricorderete che nella scorsa finanziaria io avevo proposto all'articolo 19 un fondo a disposizione degli enti locali che serviva proprio per anticipare questi fondi, e a chi li utilizzava veniva dato tra l'altro una premialità, ulteriori fondi che servivano per pulire le sterpaglie nelle aree invece di proprietà del comune stesso, quindi le aree pubbliche comunali. Questo articolo, in una di quelle giornate che non sto qua a dire, è stato falcidiato insieme ad altre 3 o 4 norme con il voto segreto, secondo me senza neanche un'attenzione al merito di quello che diceva quella norma, che oggi più che mai diventa importante e di ausilio alle amministrazioni comunali, ma è conto di riportarla nella prossima finanziaria, sperando che il voto segreto non lo falcidi nuovamente. Ho ieri dato una ulteriore indicazione, un'ulteriore direttiva. La mano criminale è dietro gli inneschi di questi incendi. Il 98% degli incendi parte dalla mano dell'uomo. Io non li chiamerei neanche piromani, io li chiamerei delinquenti. È chiaro che va fatta un'azione per bloccarli, lo stiamo facendo col 1515, con i droni, con le telecamere a infrarosso. Molti di questi sono stati presi. Ieri ne è stato preso uno a Partinico, l'altro ieri ne è stato preso un altro che stava per incendiare vicino, tra l'altro, a un ospedale. A Modica è stato preso un altro delinquente, mi correggo perché è la dizione più esatta. Ma questo ovviamente non basta, bisogna capire le ragioni che ci sono dietro. E allora, se le ragioni che ci sono dietro sono quelli di controllo del territorio da parte di organizzazioni mafiose o paramafiose, vanno combattute come stiamo facendo, collaborando con le forze dell'ordine, insieme al Corpo Forestale, insieme a una sala unificata che, devo dire, sta funzionando perché ha coordinato i lavori di tutti gli enti che sono preposti allo
spegnimento degli incendi e anche quelli che arrivano per via aerea. Ricordo che noi abbiamo una flotta da 10 falchi che sono dislocati in 10 postazioni in tutta la regione siciliana e che quando serve chiediamo alla Protezione Civile Nazionale l'intervento anche di Canadair, di cui dispone soltanto lo Stato nazionale. È una mia direttiva di ieri quella di ulteriormente gravare controlli nelle aree che sono destinate a impianti fotovoltaici. C'è già un filtro che viene fatto dalla CTS rispetto ai catasti antincendi, ma sappiamo anche che molti comuni sono indietro rispetto all'aggiornamento di questo catasto. E allora ho chiesto alla CTS e al Corpo Forestale di collaborare e subentrare con i dati in loro possesso qualora appunto il catasto antincendio dei comuni non dovesse essere aggiornato o non dovesse essere esistente. Contemporaneamente ho chiesto al Corpo Forestale di sollecitare, aiutare e contribuire i comuni a definire questo catasto antincendio, perché se c'è una speculazione alle spalle di qualcuno che pensa che incendiando quelle aree possono essere poi deprezzate e quindi più facilmente acquistate da chi vuole fare speculazioni, ebbene questo noi lo impediamo. Lo impediamo con un doppio controllo che è già operativo da ieri. Do una buona notizia, a parte che siamo intervenuti, come questa assemblea sa bene, perché l'abbiamo votata all'unanimità, con immediatamente 25 milioni di euro a disposizione della Protezione Civile e delle aziende agricole e zootecniche che sono state colpite dagli incendi, e questo è stato votato già la settimana scorsa. Ma do all'onorevole Giambone e ai colleghi la notizia che è in fase finale l'istruttoria di un avviso che riguarda proprio la riforestazione, che ho seguito personalmente perché non c'erano stati partecipanti, perché il bando, secondo i diktat che ci vengono dall'Unione Europea, essendo fatto da fondi europei, era alquanto farraginoso e comportava che chi facesse un'opera di riforestazione se ne prendesse cura per i prossimi 5 anni, quindi difficilmente i comuni erano nelle condizioni di partecipare. Abbiamo fatto diverse riunioni con lo sviluppo rurale, abbiamo ridato i termini proprio per potergli permettere di partecipare, hanno partecipato con progetti in tutte le province e siamo in definizione. Io conto, perché l'ultima riunione che ho fatto con i miei funzionari è stata proprio lunedì, io conto entro questa settimana di chiudere questa fase istruttoria e sono a disposizione proprio 18 milioni di euro per la riforestazione in aree colpite dal fuoco. Ovviamente non possono essere quelle di quest'estate, ma saranno quelle delle scorse estate, perché è importante il segnale di ricominciare, come è importante il segnale in cui tutti siamo chiamati a un'opera di attenzione verso questi territori, e il 15-15 funziona, cioè l'aiuto del cittadino che appena vede un fuoco iniziare chiama a intervenire gli organi preposti. Sta funzionando, come sta funzionando la sala unificata, che a breve diventerà control room, perché stiamo finendo tutte le procedure di valutazione ambientale che servivano perché diventasse una control room e attraverso Leonardo, che è una delle società più importanti, si completasse questo lavoro di pianificazione e controllo del nostro territorio proprio ai fini della tutela antincendio. Mi sembrava giusto aggiornarvi rispetto a queste anche ultime novità, e sapendo che da questo punto di vista siamo tutti insieme chiamati a tutelare la nostra regione siciliana. E voglio dire, per fortuna, grazie al lavoro incisivo della sala unificata, degli uomini e delle donne che in questi giorni sono stati impegnati, ma anche degli amministratori che ho visto con gli occhi rossi dal fumo, impegnati proprio nelle loro strade comunali ad aiutare i cittadini e le imprese, il danno nella regione siciliana c'è stato, ma rispetto a quello che abbiamo visto e che stiamo vedendo in queste ore in Francia e Spagna siamo riusciti a contenerlo, ma dobbiamo fare ancora di più e ancora meglio. Soprattutto dobbiamo riuscire a vedere condanne definitive con pene triplicate, come adesso è previsto dalla nuova normativa nazionale grazie al governo Meloni, di quanti mettono le mani dei nostri terreni e accendono e rovinano storie, famiglie e anche mettono a rischio la vita umana. Grazie Presidente. Grazie Assessore per questi ulteriori aggiornamenti. Colleghi, a questo punto l'Aula è riconvocata a domani alle ore 15 con la rubrica Atti ispettivi famiglia. La seduta è chiusa.